grazie a tutti per essere qui. Quindi il dottor Falcone ha creato bene il contesto che introduce il libro. Io, senza mezzi termini, visto che vivo nell'ambiente universitario, voglio esprimere già da adesso l'apprezzamento per il lavoro che ha fatto il dottor Grasselli con questa ricerca, considerando il fatto che la ricerca ufficiale oggi si muove prevalentemente su alcuni filoni di interesse. Certamente portano a scoperte scientifiche di rilievo, che salvano vite, però poi si rischia di lasciare inesplorate alcune tematiche. Per fortuna che ci sono degli appassionati come il dottor Grasselli, ma prima del dottor Grasselli, ma anche tanti altri friulani, e relativamente alla vicenda di Luigi e Lucina, la vera storia, ad esempio chi? Il dottor Tomelli, insieme alla dottoressa Tesei, che hanno fatto le scoperte. Per fortuna che ci sono appassionati così che ci restituiscono delle notizie sulla nostra storia che altrimenti rimarrebbero nascoste, come quella che ci dirà il dottor Grasselli. E volevo dire, il termine appassionato non sminuisce assolutamente l'accezione e la valenza di ricerca, perché sono appassionati che si muovono con rigore metodologico delle fonti, per cui poi quello che vanno a scoprire è documentato ed è attendibile. Ecco, questo è il mio incipit, io inizio con i complimenti, proprio magari potevano essere la parte finale, ma è per far capire l'entusiasmo con cui presento questo libro. Quindi, prego. Andiamo nel vivo, entriamo nel vivo di questa friulana al servizio di Venere. Ci facciamo scoprire dal dottor Grasselli. Allora, come sei approdato a questa ricerca su Giulia Savorgnan? Io in realtà stavo facendo ricerca su Lucina e Luigi. Avete presente la storia? Riassumo brevemente. Allora, William Shakespeare ha creato, inventato Giulietta e Romeo. Non proprio. Quando Shakespeare ha adattato Giulietta e Romeo per il teatro, Giulietta e Romeo come storia esisteva già in inglese da 30 anni, in italiano esisteva già da 70 anni e l'aveva scritta Luigi da Porto. Proprio aveva inventato Giulietta, Romeo, i nomi Montecchi, Capuletti, Verona, tutto quanto. Ed è questo libretto qua che trovate anche all'ingresso, è proprio la novella di Luigi da Porto. Insomma, siccome questa novella è dedicata a Lucina Savorgnan di Udine, Luigi da Porto era di Vicenza, lei era di Udine, infatti proprio incipit, alla bellissima e leggiadra Madonna Lucina Savorgnana. Quando è stato Luigi da Porto qua in Friuli? Nel 1511. E nessuno si era mai chiesto in secoli che esisteva questa novella, che era conosciuta tra i letterati, nessuno si è mai chiesto perché avesse dedicato Giulietta Romeo a Lucina Savorgnan di Udine. Finché nel 1985 un professore inglese, Cecil Clough, storico e specialista proprio di Luigi da Porto, ha tirato le conclusioni che Luigi da Porto e Lucina Savorgnan dovevano essersi amati come Giulietta Romeo qua a Udine. E siccome è un'ipotesi affascinante, provate a pensare, avete presente Shakespeare in Love, il film, no? Bellissimo, in cui Shakespeare scrive Giulietta Romeo di getto perché si è innamorato di Gwyneth Paltrow. Ecco, quel film è, avete capito, una bugia, perché non solo Shakespeare non si è ispirato alla sua storia d'amore per scrivere Giulietta Romeo, non ha proprio inventato Giulietta Romeo, e gli studiosi di Shakespeare lo sanno, non è una teoria nuova, lo sanno, è in mano a tutti questa novella da secoli. Quindi e anche chi ha scritto il film lo sapeva benissimo. E quindi, siccome è un'ipotesi affascinante pensare che l'autore della storia di Giulietta Romeo, il creatore, l'ha scritta sulla base di una propria storia d'amore, che ha vissuto poi qua a Udine, sotto queste mura che all'epoca già c'erano,
allora io mi sono messo a indagare di più su questa storia. Allora ho indagato tra i parenti di Luigi da Porto, tra i Savorgnan, tra i parenti di Lucina, e tra i parenti di Lucina, fratello, sorella, c'era questa sorella maggiore, Giulia, che non era molto interessante dalla genealogia, era più vecchia, era già sposata da 9 anni nel 1511, quindi uno pensa che ruolo vuoi che abbia avuto. Finché un giorno scopro in un libro che parla di manoscritti del Veneto, c'è scritto, su questo manoscritto a Padova, c'è un poema ispirato a Giulia Savorgnan, la sorella di Lucina, protagonista della vita mondana di Padova nel primo Cinquecento. Cos'è sta roba? Devo saperne di più. Il libro diceva l'autore di questo poema, Vito Tesmofilo da Trani, mai sentito, faccio ricerca e non si trova nulla. Dice il titolo del poema, la Iuliade, gioco di parole tra Giulia e Iliade, e anche cercando Iuliade non si trova assolutamente nulla. Io speravo di trovare un libro. Niente, devo andare a Padova a leggere il manoscritto. No, per fortuna si potevano richiedere le scansioni via email. Allora le richiedo, le paga quel signore laggiù, il signor Francesco Frattolin, con cui condividevo le mie ricerche, mi paga le scansioni, mi arrivano e le guardo e cavolo, che scrittura è? Era un manoscritto, scritto a mano in corsivo, e non si capiva niente. Ma se volete ho un esempio di quella scrittura. Non so se riuscite a capire cosa c'è scritto. Io no, non avevo mai studiato paleografia, non sapevo neanche che esisteva la parola paleografia, perché appunto non sono uno storico, sono un ingegnere curioso, tirato dalla curiosità. E allora cosa potevo fare? Basta fermarmi lì. No, e qui salta fuori l'ingegnere. Allora, sul libro che parlava di quel manoscritto c'era un verso per scritto, un verso che faceva Giulia che sola ciascun'alma a lui. Allora, ho cercato quel verso lì nel manoscritto, ho confrontato lettera per lettera, ho capito quali erano i problemi, poi ho confrontato le lettere di quel verso con le lettere dei versi successivi, e così piano piano ho cominciato a decifrare questa scrittura. I problemi di questa scrittura. Qua, per esempio, voi capite D, L, Dili. Ecco, questa è una C, lo direste mai, con lo spigolo in alto. Questa è una A, le A le facevano molto schiacciate, D, K, e questa è la cosa peggiore, la T bassa. La T che noi facciamo alta e bassa. Quindi qui c'è scritto dilicati. E qui un altro grande problema. All'epoca non c'era la V, non si scriveva V, si scriveva U, sia per dire la U che la V. Quindi qui c'è scritto in V, questa è una A schiacciatissima, e la gambetta della A è grandissima, in va no. Quindi, questo per dire che piano piano potevo capire parola per parola. Allora ho cominciato a trascriverle. È un corsivo. E poi ho cominciato a trascrivere, e non c'era solo quel problema, c'era anche il problema che la punteggiatura la usavano in modo diverso da noi, mettevano virgole dove noi non le mettiamo, quindi cambia il significato. E succede lo stesso per la Divina Commedia di Dante. Nei primi manoscritti della Divina Commedia non ci sono le punteggiature, quelle che leggiamo oggi noi le hanno messe i dantisti interpretando la Divina Commedia. Ci sono frasi della Divina Commedia che si potrebbero capire in un modo, la virgola in un posto, o in un altro con la virgola in un altro, e nei manoscritti originali non c'è la virgola in nessuno dei due posti. Sono tutte interpretazioni dei dantisti. E io, per capire quelle frasi, ho trascritto tutte le parole, poi ho dovuto interpretare frase per frase, mettendo la punteggiatura nei punti giusti, così alla fine ho potuto rileggere il poema e capire di cosa parlava in generale. E a quel punto avevo trascritto tutto il poema, ho detto, ma è divertente, è una cosa di ricerca non esiste, lo pubblico, lo stampo, lo condivido. Ecco. E quindi adesso che l'hai trascritto, quindi puoi raccontare quale sia la storia, di cosa parla questo manoscritto. Sì. Praticamente comincia nel modo peggiore che potevo trovare. C'è
una dedica al mecenate il Desmofilo, che è scritta in italiano complicatissimo, ogni 3 parole dovevo fare una ricerca, cioè non cercare nel dizionario, fare una ricerca su cosa voleva dire. Tipo, all'inizio dice gli antichi coltivatori offrivano a Cerere la salsa mole. Salsa mole. Cerco, se cercate su internet, ci sono 9 milioni di risultati. Salsa mole, salsa tipica messicana piccante. Sì, come il guacamole. E così per mesi ho lasciato questa salsa mole da parte, finché cercando tra i rituali romani ho trovato che i contadini offrivano a Cerere una focaccia sacra chiamata mola salsa. Ecco, e così tutta l'introduzione di questo dannato Desmofilo al suo mecenate. E poi c'è un pezzettino invece importantissimo, molto importante su Giulia Savorniano, perché l'autore Desmofilo dice: caro lettore, tu che sei entrato nella mia Iliade, affinché tu non debba venire il tuo ospite, ti faccio intendere come questa Madonna Giulia venne a Padova dal Friuli col marito e tutta la famiglia per starvi alcuni giorni a Sollazzo, e mostrandosi in certi balli che si tenevano in corte, invaghì talmente tutta l'università con le sue divine, più che umane, bellezze e singolari virtù, che quasi studente alcuno più studiava. E al fine, siccome è morta la madre del marito, è partita da Padova e tornata in Friuli. Quindi questo qua era l'avvenimento reale a cui si è ispirato Desmofilo per scrivere il poema. Giulia è venuta a Padova dal Friuli col marito, la famiglia, e ha fatto innamorare tutti gli studenti di lei, e nessuno più studiava. E dopodiché comincia il poema, che comincia in modo classico. A quei tempi il Rinascimento avevano la mania della classicità, e quindi come l'Eneide, arma virunque cano, le armi e l'uomo canto, o come scriverà poi Ariosto, le donne, i cavalieri, l'arma e gli amor io canto. Allora così Desmofilo comincia: l'orrendo assalto e la feroce impresa contro Minerva e i suoi seguaci scrivo, qual mosse Citerea invidia accesa. Citerea e Venere. Le note, invece di metterle in fondo pagina, le ho messe a fronte, perché siccome è una lettura divertente, volevo che fosse anche veloce, se nel caso mai si incontra una parola che non si conosce. Sì, c'è Minerva e c'è Venere, perché, come vi ho detto, avevano una mania della classicità, e lui ha ambientato questa storia sull'Olimpo, quando, come al solito, gli dei litigano. E la storia comincia con Minerva. Giove toglie a Minerva il suo famoso ginnasio ateniese. Minerva dice: e adesso dove andrò? Dice Giove, tu andrai a Padova, dove c'è l'Università di Padova. E così Minerva da Atene si trasferisce a Padova e rende l'Università di Padova, perché ci sono gli dei dell'Olimpo, ma siamo nel 500, rende l'Università di Padova famosissima, piena di studenti stranieri, non solo di studenti stranieri, di comunità di studenti stranieri. E ovviamente Minerva ha successo e Venere è invidiosa. E allora si mangia le mani e vuole mettere i bastoni tra le ruote a Minerva, e decide di cercarsi un alleato. Cupido va a prendere il carro trainato dalle colombe e vola al palazzo di Cupido, che uno si immaginerebbe un castello ricoperto di fiori. Invece il palazzo di Cupido è un antro infernale. C'è Cupido che sta forgiando le sue frecce su un'incudine, e tutto intorno è pieno di persone che soffrono come cani. Chi sono? Gli innamorati. E viene descritto proprio come una terzina dantesca. Quivi ciascun sospira notte e giorno, quivi si affligge ciascun vive in doglia, ai quali sua libertà rara ritorno. Venere è impressionata da tutto questo, anzi rimprovera Cupido, dice: guarda, li tratti troppo male i tuoi sudditi. Poi loro, ovvio che scappano e se ne vanno via, vanno da Minerva, si danno allo studio. Guarda a Padova, guarda, c'è Desmofilo, vedi, lui era innamorato di una giovane vedova crudele, perché non gliela dava,
C'è il leitmotiv dell'epoca, quando una donna non si concede nonostante tutto quello che fai per lei, è crudele. Guardate Scoffilo, per esempio, lui è tutto curvo sugli studi, tutti i tuoi sudditi di Padova ora sono per Minerva, cioè hanno abbandonato l'amore e sono dediti allo studio. Il piano di Venere è farli togliere dallo studio e farli tornare all'amore. Cupido è d'accordissimo e dice sì, esiste una donna che sia più bella di Elena di Troia? E Venere dice sì, ne conosco una. Ne conosco una che è più bella di ogni donna che sia mai vissuta. Così bella che quando è nata il sole è andato a nascondersi. Come la luna impallidisce quando c'è il sole, così il sole è impallidito quando è nata lei. E poi dice come si chiama. Giulia è il nome. Il cognome è Savorniana. Nacque in Italia. E tanto più felice, perpetuo onor della nazione furlana. Il Cupido dice, ma perfetta così, vai a prenderla. Venere va a prendere, monta sul suo carro volante, va in Friuli, trova Giulia che sta dormendo sul grembo di sua madre, la preleva e la porta al palazzo di Cupido. Giulia è un po' frastornata, però si riprende subito. Cupido, che già comincia a innamorarsi di lei, le dà le frecce, l'arco e la manda a conquistare Padova. E Giulia, da bravo generale, anzi la chiamano capitano, comincia a disporre il suo esercito, di qua i suoi capelli biondi, di qua i suoi sguardi, i suoi sorrisi, i suoi occhi sono le ali dell'esercito, e poi passa in rassegna le sue virtù, ma una ha marcato visita. Manca la pietà. Dov'è la pietà? Dov'è la pietà? No, bisogna rimpiazzarla. Il loco di pietà è in crudeltade, la quale in punto di virtù fu scritta, ma rara è senza di lei grande beltade. E così mette Giulia davanti a tutto il suo esercito, chi regge lo stendardo, la fama. In questo momento che siete rimasti un po' male, delusi, però la fama è un indizio importante, ricordatevela per dopo. Bene, Giulia parte, arriva davanti alle mura di Padova, riesce a far entrare il suo esercito di nascosto e subito si scatena il panico. Oh, orrendo terrore, oh, gran spavento, così fuggian scolar, come gli agnelli quando sentono il lupo entro l'armento. E cattura quasi tutti, e per prendere i superstiti decide di mostrarsi a un ballo. E qui al ballo c'è Tesmofilo, che dice, qui viene vestita d'oro, qui lacerarmi sentì il petto mio d'acuto dardo, ahimè non giova più ormai lamentarmi. E così Giulia ha conquistato tutta Padova, tutti gli studenti ora sono dediti all'amore. E Venere ha vinto. E Minerva non sta con le mani in mano, vola su nell'Olimpo, va da Giove, si lamenta, dice cosa non è giusto, abbiamo tolto Padova. E Giove dice sì, si è convocata Venere, viene su Venere e Venere si difende. È brava a difendersi, dice non è mica colpa mia. Guardate, studiare è difficile, è duro, si soffre, è chiaro che poi la gente abbandona Minerva, no? E poi si mette a fare la satira di tutte le materie universitarie. Per esempio, su giurisprudenza, parla degli avvocati disonesti e dice, ecco, al fine, come quel freddo o caldo manda fuori dalla bocca uno innocente alle frodi legali non può star saldo. Di cui spera il scolaro farsi sapiente e farsi insigne ladro e poi morendo corre all'inferno e difende il cliente. E così di fisica, retorica, poesia, dei medici vi parlo. Dice dei medici Venere, è peggio che a costor bisogna credere. C'è una parola difficile, egritudine è la malattia, e l'egrotante è il malato. E quando non conoscono l'egritudine, sogliono l'egrotante corpo ledere. Già sapete ben voi la moltitudine la quale per colpa di medici muore, ma questo è un preso ormai per consuetudine. E così Venere si difende bene. E ora tocca a Giove pronunciare la sua sentenza. Giove che è descritto come Dio nella Divina Commedia, somma sapienza, l'alto motor del cielo. E Giove dice,
non posso pronunciarmi. Io stesso mi innamoro una settimana sì, una no, di una ninfa. No, dovete andare più su, dalle tre pacche. E così tutti gli dei prendono e vanno ancora più su dalle tre pacche, quelle che tessono il filo, vi ricordate, quando lo tagliano muore la vita di un uomo. E le parche decidono, certo, no, il capitano Giulia deve lasciare Padova, sì. E ci si chiede, in che modo deve lasciare Padova? E poi la turba degli dei domanda se questo capitano togliersi deve per morte o per esilio, forse manda. Qui, con un lungo disio e parlar breve, tutti in un voto per morte gridavano. A ciò che il cielo tanta beltà riceve. Cioè, se Giulia muore, viene in cielo e tutti gli dei sono contenti. Però alto là, qua interviene la terra. Terra, niente meno che vestita di nero, parla dal verde pelo, cioè dalla bocca ricoperta di erba, e dice no, no, io già soffro perché mi arano gli uomini, e soffro a tenere su i loro edifici, e l'unica mia consolazione è Giulia, e voi me la volete togliere? No, no, minaccia, no, io voglio diventare sterile, e mai sorgere farò da me il frumento che l'uomo semina, farò di quel che io fo, gli dei accorgere, e farò che mai frutto alcun si termina, le erbe in me, le fronde in arbor nascano, farò che muora ognuno per una femmina. E di fronte a queste minacce, gli dei vivono del sacrificio degli uomini, non possono permettere che tutti gli uomini muoiano. E così no, Giulia deve restare viva. Per mandarla via da Padova facciamo morire la suocera. Tagliato il filo, la suocera muore, Giulia deve tornare in Friuli per il funerale. E così risolto il problema. Gli unici a rimetterci sono gli studenti di Padova, che ormai non sono neanche più sudditi di Minerva, e così parte la maledizione degli studenti verso Cupido. Ah, sembra Beautiful nel 1500. E questa è la maledizione finale. O infelici coloro che a te concorrono, amaro amor, per tua fede pestifera e per giovanil voglia, al fuoco corrono, perché perdono il tempo, e mai fruttifera fu pene posta in te. Al fin, pentito del suo danno e sciocchezza, ognuno vocifera, miser chi segue amor, il suo appetito, miser che sue blandizie e parole crede, perché si trova al fin poi disservito, di sospiri, pianti, doglia e affanni erede. E così si conclude poi. Ma quindi si potrebbe dire che insomma, io avevo iniziato, seguivo il filologico, mi sembrava che fosse un canto dell'amore, invece qua siamo contro l'amore. Qual è la morale di questo poema alla fine? Sì, sì, cioè può sembrare, si può avere l'impressione che il tesmofilo abbia avuto brutte esperienze personali e quindi ce l'abbia con l'amore. Però in realtà questa visione, questo era un dibattito di quegli anni lì, cioè è solo con il romanticismo 700-800 che ci siamo fatti l'idea che bisogna sposare una persona di cui si è innamorato. Prima no, prima si sposava che dicevano i tuoi genitori, oppure uno faceva un confronto, di queste tre persone, penso che sarebbe meglio sposare questa qua. L'innamoramento esisteva, ma era una brutta bestia. Cioè, Dante, per esempio, è innamorato di Beatrice e sposa Gemma Donati. E addirittura Dante racconta che quando ha visto Beatrice per strada è corso a casa e poi ha sognato questo essere mostruoso, gigante, che gli diceva sei nelle mie mani. L'innamoramento era una brutta bestia. Perché ti faceva fare cose folli, tipo sposare chi non volevano i tuoi genitori, o sposare uno di una famiglia che era nemica della tua, no? E uno potrebbe dire, ma Giulietta e Romeo sono stati scritti in questo periodo qua. Sì, però, guardate, sentite qual è il contesto in cui Da Porto scrive la storia di Giulietta e Romeo. Lui dice che stava cavalcando in Friuli, qua da Gardisca verso Udine, in mezzo alla campagna bruciata, sconvolta dalla guerra, e un suo compagno di armi, un suo arciere, gli diceva, ti racconterò una storia, padrone, perché
non solo dice questo arciere, è disdicevole star molto nella prigione d'amore. Ma l'amore ci porta quasi tutti a una fine così triste che è pericoloso seguirlo. Questo era il motivo per cui questo arciere racconta da Porto la storia di Giulietta Romeo. L'amore è pericoloso, stanno cavalcando in mezzo a una campagna devastata dalla guerra, ma quello che è pericoloso è l'amore. E poi Giulietta Romeo è stato riscritto da Matteo Bandello. Matteo Bandello era uno che scriveva storie grottesche in cui la gente impazzisce. E tra l'altro, mentre Luigi da Porto dice, beh, alla fine almeno le famiglie fanno pace. Matteo Bandello scrive, sì, fanno pace, però la pace non dura a lungo. Quindi è stato tutto completamente inutile. E poi chi ha tradotto Giulietta Romeo in francese ha aggiunto una critica verso questi due giovani scriteriati, e anche quelli che hanno tradotto in inglese. Shakespeare ribalta tutto, per primo. Perché non so se vi ricordate, tutti gli scontri che hanno Montecchi e Capuletti nella tragedia nascono per motivi futili, uno che si morde il pollice, Tebaldo e Mercuzio che si insultano. E l'amore tra Giulietta e Romeo non è un amore speciale. Romeo all'inizio, se vi ricordate, è innamorato uguale di Rosalina, dice le stesse cose, le persone nello stesso modo. Poi si innamora di Giulietta, sono amori normali, di adolescenti, che però hanno la tragedia di nascere in un terreno di guerra. E alla fine la soddisfazione che ha lo spettatore, alla fine, quando i due sono morti, qual è la soddisfazione? Di vedere i Montecchi e i Capuletti che finalmente si rendono conto, gli sbatte in faccia, che la colpa non è di un altro, di una famiglia diversa, è loro stessa. Si rendono conto che la guerra non è una soluzione, crea solo nuovi problemi. Quindi Shakespeare gira la frittata da così e così. L'amore è normale, la guerra è pericolosa. Una visione, una rilettura fantastica della visione dell'amore. Completamente diversa. Sì, perché noi oggi... Dell'innamoramento. Freud ha detto nel Novecento l'innamoramento è un delirio e per fortuna dura poco, l'amore invece è costruzione. Lui lo diceva controcorrente, ma era la visione che avevano nel Cinquecento. Bene, interessante. E adesso potremmo approfondire un po' diciamo, delle caratteristiche dell'autore, l'autore vero, perché quindi diciamo Gregorio è stato il curatore, lui modestamente si è messo come curatore e ha messo in testa tra gli autori coloro i quali hanno scritto il poema, tra cui Tesmofilo. Però, essendo pugliese, mi sento un po' a disagio a continuare l'argomento, visto che chiamo in causa tutto. Sì, un attimino una cosa importante che è emersa poc'anzi per il contesto storico istituzionale dell'epoca, no? Gli inizi del Cinquecento, alla fine del Cinquecento, i primi anni del Cinquecento fino al 1511, addirittura poi fino al 1521, questi territori sono nel bel mezzo di una furia bellica, ma facevi riferimento alle due parti, alla filo imperiale e alla filo veneziana, ma ricordiamo che dal 1508, 1511 e poi definitivamente 1521 ci sono le grandi guerre che infestano le Dolomiti, oggi diremo le Dolomiti venete, no? Ecco. E da qui, proprio dal Friuli, partivano le cerni di Carniche per bloccare quelle che erano alleate di Venezia, ovviamente, per bloccare le truppe imperiali. Ecco perché poi noi ci ritroviamo anche Luigi da Porto, che da Montorso Vicentino arriva con la sua carriera militare a comandare questa piccola guarnigione, no, tra Gradisca di Sonzo e Cividale, che poi è stato anche oggetto di un nostro incontro che avevamo fatto io, te, Comelli e Drolli tempo addietro, proprio perché dobbiamo sempre contestualizzare che questi erano anni molto difficili, no? Proprio oserei dire di cappa e spada, di amore e guerre, e quindi le vicende, adesso verrà, poi Gregorio contestualizzerà questo rapporto di questo studente pugliese che si trova a Padova, non è da
da meravigliarsi come ci fosse un gran viaggio delle persone sui territori. Non si era statici, questo è importante sottolinearlo. Spesso nella storia delle istituzioni noi dimentichiamo che la mobilità c'era nell'antichità, nel Medioevo, nell'età moderna e ovviamente nell'età contemporanea. Quindi non dobbiamo meravigliarci, come adesso vedremo, questo Vito Tesmofilo da Trani, come molti studenti, come me per esempio, che vivo 30 anni in Friuli, sono venuto qua per fare l'università a Udine, all'epoca conservazione dei beni culturali era l'unica in Italia, e Padova, con tutti i dovuti ovviamente riguardi, Padova all'epoca era un centro culturale di primaria importanza, non solo nazionale, ovviamente la nazione Italia ancora non esisteva, hai detto bene prima quando parlavi di stranieri, questi studenti, compreso questo pugliese, era uno studente parzialmente straniero, perché in quel periodo Trani come Brindisi erano occupate dalla Repubblica di Venezia, quindi in realtà erano cittadini della Repubblica di Venezia, almeno Vito Tesmofilo da Trani. Quindi dovremmo anche riappropriarci, lo invito a farlo tutti, ne abbiamo possibilità, perché abbiamo delle magnifiche biblioteche, archivi storici qui a Udine, tra Udine e il nostro vicino Veneto, dove possiamo andare ad approfondire tranquillamente la storia delle nostre istituzioni. Certo, sono percorsi di ricerca, e lo sa Gregorio, che qui ha dovuto collazionare, quindi ha dovuto raffrontare diversi manoscritti. Ovviamente per chi non è addentro, lui giustamente ha fatto una premessa, io non ho fatto paleografia. Sì, chi come me per anni ha fatto paleografia latina, un tempo facevamo solo trascrizioni di documenti medievali, andavamo a nozze su questo tipo di codici, però attenzione, perché quelli che lui prima ha fatto vedere, quel ductus, quell'estratto di scrittura, è una minuscola corsiva, quindi la minuscola corsiva, contrariamente alle scritture diplomatiche, quelle che sono più formalizzate, sono più difficili da decifrare, soprattutto quando i manoscritti sono ancora non destinati alla pubblicazione, perché adesso credo che Gregorio lo dirà, questo Vito Tesmofilo da Bari era stato commissionato, no, da un suo mecenate per scrivere questa Iliade, ma solo che non si sbrigava mai, no? Perché qua tra banchetti, feste, balli, balletti, insomma, revisioni e test, il mecenato diceva: oh, io ti sto tenendo su gli studi, ti sto pagando gli studi, quando mi pubblichi questa Iliade, no? Perché poi sappiamo, i mecenati dell'epoca si sponsorizzavano il cursus studiorum di studenti, ma volevano sul frontespizio la grande dedica, la dedica che magari li immortalava nei secoli. E non a caso Gregorio, con questa stampa, con questa edizione di questo piccolo poema allegorico, poi hai fatto anche un bel lavoro filologico da questo punto di vista, hai aggiunto anche le rime di due scrittori, però dei quali io non entro nel merito, ti lascio poi parlare a te e a Michela. Ecco. E quindi potete avere sia il poemetto allegorico più le rime di altri due scrittori coevi di Vito Tesmofilo da Trani. Ecco, c'è ovviamente un po' di cose che ci vuoi raccontare su questo. Michela, ti ripasso il microfono. Mauro, volevi dire altre cose? Sì, allora, no, ho detto che non trovavo niente di Tesmofilo, ma ci sono i registri dell'Università di Padova, non manoscritti che visitano a Padova. Negli anni 70, dei volenterosi... Scusa se ti interrompo, cioè, vedete quello che dicevo all'inizio, questa attenzione alla bibliografia, alla ricerca, ai documenti, agli archivi storici, come ricorre continuamente in tutti gli interventi di questa sera, che è raccolta quindi nel suo libro e lo rende attendibile. Grazie. Ci sono i registri che sono stati trascritti, stampati, pubblicati negli anni 70 e sono qui anche alla IOPI, vado alla IOPI, me li faccio dare sulla consultazione del registro del 500. Spero di non essere io. Mi sentite? Ok.
mi danno il libro ed è ancora intonso, devo ancora tagliare le pagine. Una volta non tagliavano, non rifilavano questo lato del libro, erano piegati i fogli, bisognava passare col tagliacarte per aprirlo. Questo dagli anni 70 era ancora mai aperto. Pensate, quindi un lavoro utilissimo da scrivere, da pubblicare, poi non sai quando sarà utile. Ed ecco lì nel registro Vito Tesmofilo da Trani. Dice nel 1508 c'è scritto che gli concedono di laurearsi gratis per via della sua grande cultura. Ed era studente di diritto, giurisprudenza, e allora qui capisci, Tesmofilo, in greco, Tesmofilo, amante delle leggi, era un soprannome. Vito da Trani, detto Tesmofilo. E strano che sul registro dell'università si scrive un soprannome, ma poi se sfogli ne trovi altri. Sapiens, Sapientibus Ingenis, Scaltrielus. Insomma, Tesmofilo era lì che studiava legge. E poi la dedica che fa al suo mecenate, Girolamo Polani, cercando nei registri trovi anche Girolamo Polani, che era questo? Vediamo. Sì. Sto seduto, così magari si muove bene. Girolamo Polani era della famiglia dei Polani che aveva anche un doge nei suoi antenati. Quindi Polani era il compagno di legge ricco, ha discusso la sua tesi di fronte al Papa a Bologna, e forse ricco ma non tanto sveglio, perché poi ho scoperto che ha partecipato a tanti concorsi per posti pubblici a Venezia e non l'hanno mai votato. E Tesmofilo, il poeta povero che si fa finanziare. E appunto devono aver visto entrambi Giulia, e Tesmofilo ha detto farò un poema, e Polani te lo pago. E però poi Tesmofilo è andato per le lunghe, e infatti dalla dedica si capisce questo, perché è scritta in modo un po' passivo-aggressivo, già in modo, come vi ho detto prima, è scritta in modo complicatissimo, quindi in modo forse che Polani non riuscisse a capirla proprio tutta, e tra le righe dice, sì, io volevo rifinire questo poema, tu me lo chiedi, mi costringi, eccotelo qua. E così. Ci sono alcuni versi in cui si vede che Tesmofilo ci avrebbe rimesso la mano. Dopodiché non si sa più nulla di Tesmofilo. 1509 arriva la guerra, i tedeschi conquistano Padova, l'università viene chiusa, Trani viene riconquistata, la Venezia la perde, e di Tesmofilo non si sa più nulla. E questo è tutto quello che si sa finora. Invece lo studente pugliese che abbiamo qua sul palco, quando è venuto qua, ha scritto la Iliade, no? Ho scritto una cinquantina di cose, ma non la Iliade, no, saranno degni, no? Di futura fama. I posteri in largo a settembre. Ecco, dai. Tra i prossimi appuntamenti. Allora, quindi Giulia metteva vittime, quindi insomma, era per forza bellissima, era nel pieno della forma, ma ci sono le indiscrezioni che dicono quanti anni aveva? Si può capire? Ah, sì, Tesmofilo non dice neanche che anno era veramente. Però se siete stati attenti, Tesmofilo ha scritto un indizio, cioè la morte della suocera di Giulia. Allora il marito è Giovanni Strassoldo, vado a vedere la genealogia Strassoldo, la madre di Giovanni, Vittoria Strassoldo, morta nel 1503, 24 maggio, a Venezia, a Padova. A Padova, cioè è morta veramente a Padova, erano andati lì con la suocera per farsi curare perché era malata ed è morta a Padova nel 1503. Quindi Giulia è nata nel 1487, aveva 16 anni. La super bellezza. Ed era sposata già da un anno, dal 1502, gennaio, quindi doveva avere 14 anni quando si è sposata, che è normale per l'epoca perché era già difficile uscire vivi dall'infanzia. La Giulietta di Shakespeare ha 13 anni, se vi ricordate. La Giulietta di Da Porto, paradossalmente, è molto più vecchia, ha 18 anni la Giulietta di Da Porto.
Shakespeare la bassa a 13. E l'anno prima ancora, quindi Giulia si è sposata a 14 anni, l'anno prima, perché sua madre, quella su cui Giulia dormiva quando Ben era andata a prenderla, era Maria Savorgnan, l'amante di Pietro Bembo. Pietro Bembo, il padre della grammatica italiana, per dire una. E grazie a questo Pietro Bembo poi ha conservato tutte le lettere di Maria Savorgnan, della madre di Giulia, e ce n'è una bellissima in cui scrive da Bologna, la madre di Giulia, dice: dite alle donne che minaccino Giulia per mio conto e si faccia mettere a posto i capelli. Invidia. Ma quindi Giulia era giovane, era bella e quindi ha avuto tempo di spezzare anche altri cuori. Ah, sì, no, appunto, come diceva lui, vi ricordate quel verso che ho detto, che mi ha aiutato a decifrare la scrittura? Giulia che sola ciascun'alma ha lumi. Non è di Tesmofilo. Era riportato in questo libro che parlava del manoscritto, ma questo manoscritto è grosso così, 350 pagine, ci sono 60 autori diversi, una raccolta di poeti, una miscellanea. E questo verso è decine di pagine prima, è di un altro poeta, Giovanni Cotta. Visto che parla di Giulia, mi faccio mandare anche quelle pagine, e ci sono tutte queste poesie dedicate a Giulia. Un'altra volta. Quale Giulia però? In una poesia dice beata terra Giulia, dove serena al cielo la bella Giulia. Quindi era nel Forum Iuli, uno. E in un'altra poesia dice beato te, tresoldo glorioso, tresoldo strassoldo. Ok, quindi è il marito di Giulia. 90% ero sicuro ormai. Beh, questo Giovanni Cotta, morto giovane anche lui, non era uno studente di Padova, era di Legnago, poi è andato a Napoli, è diventato segretario di un generale veneziano, e il generale veneziano è passato in Friuli nel 1508, e Giovanni Strassoldo ha combattuto al suo fianco, e allora dai. Giovanni Cotta ha conosciuto Giulia in quel momento lì, e l'ha presa malissimo, cioè veramente... Un'altra vittima del fascino di Giulia. Se Tesmofilo, ok, ce l'aveva contro l'amore in generale, ma veramente Giovanni Cotta si è innamorato in 5 delle sue 14 poesie, dice che sarebbe meglio morire piuttosto che stare così male. Dopodiché scrive queste 14 poesie, è più bravo di Tesmofilo anche. E poi l'anno dopo il suo generale viene sconfitto nella battaglia di Agnello, quando invadono Padova. Cotta si racconta che è nel casino del campo di battaglia, è scappato, ha perso tutti i suoi scritti, per fortuna si sono salvate queste poesie, ma chissà cos'altro aveva scritto. E poi l'anno dopo gli è venuto un malanno improvviso ed è morto a Viterbo. Questo era Giovanni Cotta. Oltre a questo punto ero sicuro al 90% che fosse Giulia Savorgnan. Vuoi che in questo stesso manoscritto di 350 pagine Giulia non ci sia un'altra volta? Allora mi sono fatto mandare tutte le 350 pagine, le ho lette tutte quante, e che emozione un giorno quando trovo di nuovo Giulia, di un altro poeta ancora, Antonio Mezzabarba. No, ma scusate, notate come lui, come dice, perché qua c'è l'indizio che diceva, cioè se io mi fossi cimentata con un tale manoscritto, cioè non ne avrei cavato un ragno dal buco, quindi niente, insomma, volevo far notare lo stupore che è lo stupore che ti ha fatto scoprire tante cose, e anche insomma la tua perizia, il fatto di volerti documentare, di voler approfondire, di voler tradurre, insomma un indizio per te è un indizio, perché poi tutti i collegamenti. Sentite, aspetta. Senti cosa dice Mezzabarba della donna che lodi in prosa e in verso, non solo in verso, anche in prosa, verso le carte. Quanto più si poteva, Cotta, dicesti, ma se il tuo stil ben è leggiadro e terzo, in nulla parte a quel che in lei giungesti. Non sei riuscito a descriverla. E qui nomina Cotta, uno. Qualche pagina dopo di nuovo, ma questa volta c'è scritto proprio a Madonna Giulia Strassolda da Antonio Mezzabarba. Era proprio lei, Giulia Strassolda, nome e cognome. E chi era questo Mezzabarba? Questo Mezzabarba non è studente di
Padova, studente di legge ma da Perugia, e nel 1509 era a Venezia e deve aver conosciuto Giulia, perché Venezia era la capitale, si andava, anzi tante volte si trova Giulia a Venezia. E questo Mezzababa ha vissuto a lungo, quindi non come Cotta e Tesmofilo, però i suoi amici poeti dicevano: ah, peccato che lavora tanto con le leggi e non scrive più poesia. Bene, bene, quindi ha avuto il suo onore. Sì, chissà quanti altri poeti hanno scritto di Giulia, ma magari non mettendoci il nome, non si sa. Sì, sicuramente, sicuramente, una bellezza friulana che spetta tanti cuori. Prima hai parlato della fama di Giulia, dovevamo tenerla a mente sì, perché... sì. No, ricordate l'esercito di Giulia, davanti c'è la fama che tiene lo stendardo. La fama, cioè, anche Mezzabarba ne parla. Allora, Tesmofilo ha parlato della fama di Giulia. Mezzabarba dice, fa il confronto con Giulio Cesare, dice: Giulia più assai che Giulio fama acquista. Quello vince il mondo, e questa il mondo e il cielo vince, con tal beltà mai non più vista. Quindi dicono tutti che era famosa. E se pensate a qualcuno di famoso oggi, è Lucina che era più piccola, 6-7 anni meno di Giulia, poi cresce, Giulia è famosa. E Lucina che cos'è? Pensate alle persone famose oggi. Belen Rodriguez, la sorella di Belen. No, non ha nome e cognome, è la sorella di Belen. La moglie del presidente della Francia, la moglie di, la sorella di, il figlio di. E Lucina era la sorella di Giulia, per tutti quelli che conoscevano Giulia famosa, era la sorella di Giulia, la piccola Giulia, la Giulietta. Cioè, da Porto, che ha usato questo soprannome che usavano già gli altri per alludere a Lucina, può essere perché nella novella, per esempio, il padre di Giulietta si chiama Antonio, come Antonio Savorgnan, quello della Tobbia Grassa, che era zio di Luigi. Oppure Pietro, il messaggero, il ragazzo che porta il messaggio tra Giulietta e Romeo in esilio a Mantova. I Savorgnan avevano un ambasciatore di nome Pietro. I Montecchi erano una famiglia che, cacciata davvero, non è venuta a Udine, ed era una famiglia amica del Savorgnan. Quindi è pieno di riferimenti. E anche Giulietta potrebbe essere un riferimento già nel nome, come soprannome di Lucina. Come si diceva, appunto aggiungiamo un altro tassello alla storia che compone il quadro, insomma, conferma anche la storia già precedente di Luigi e Lucina. Ma Giulia, oltre a tutte queste vittime che faceva in base al suo fascino, come ha condotto il resto della vita? Cosa si può dire del resto della vita di Giulia? Allora, ha avuto 9 figli, 4 maschi e 5 femmine, contando quelli che sono arrivati a un'età da essere messi nelle genealogie. Siccome si moriva spesso nell'infanzia, ne ha avuti almeno 9, chissà quanti altri. E poi durante la guerra il castello di Strassoldo è stato bruciato 2 volte. Il marito ha ricevuto molti onori per le imprese militari, anche se devo ancora capire quali imprese militari, perché trovo sempre degli accenni senza fonti su di lui. Poi ha ricevuto il capitanato di Suffumbergo. E poi Giovanni Strassoldo, il marito, è diventato socio onorario di una famosa Compagnia della Calza. Le compagnie della Calza erano associazioni di Venezia che organizzavano eventi mondani, e questa Compagnia della Calza, detta degli Immortali, nel 20 ha portato a Venezia la prima commedia di Ruzzante, con un successo incredibile. Poi Giovanni è morto nel 40, per un morbo misterioso, anche insieme a 2 sue figlie, e Giulia è venuta da Strassoldo ad abitare a Udine, ed è morta nel 51 a 64 anni. Lucina era già morta nel 43. Non è male. Oggi ci sono delle discendenti, hai potuto esplorare l'albero genealogico? Allora, con gli Strassoldo devo ancora chiarirmi le idee, perché già allora c'erano diversi rami Strassoldo.
quindi devo capire il trasfondo di oggi da quale proviene. Però il re del Belgio, se si contano anche le discendenze femminili, attraverso famiglie dell'Austria, poi della Baviera, si arriva ai regnanti del Belgio nel 1900. Quindi il re del Belgio di oggi è discendente di Giulia. Poi se prendi lo svincolo per Maria Giuseppe del Belgio, che ha sposato Umberto II Savoia, allora si arriva anche ai Savoia di oggi, cioè Emanuele Filiberto è un discendente di Giulia. Diretto. Non ho capito con quali passaggi. Allora, Austria, famiglie austriache, famiglie bavaresi, regnanti del Belgio, e Maria Giuseppe del Belgio, famosa, che ha sposato Umberto II Savoia. Bene, quindi abbiamo... Volete dire qualcosa, Ugo? Sì, c'è stato, scusate, un problema con il microfono perché erano previsti 3 microfoni, ma il bello della diretta è comunque andare avanti, non c'è problema. No, io credo che questo libro, che tra l'altro è reperibile lì al bancone grazie a Margareta Naggi che ci fa da segreteria in queste serate, e quindi lo si può prendere, dove tra l'altro tutti i passaggi sono spiegati ovviamente con più calma, e i riferimenti, come si diceva prima, alle biblioteche, gli archivi dove sono conservati spezzoni di archivi, carteggi o codici, in questo caso manoscritti, quindi chi vuole poi approfondire può tranquillamente anche intraprendere, al di là delle norme Covid che in questo momento spesso impediscono a biblioteche pubbliche e private di accedere come si accedeva fino a un anno e mezzo fa, però comunque ecco, grazie poi al prestito interbibliotecario o addirittura scansioni che si possono fare, oggi la consultazione di questi fondi è molto più agevole. Io ovviamente consiglio a tutti quanti di andare sempre però a consultare le fonti sul luogo, perché spesso nei risvolti dei fogli di questi manoscritti, a volte in controluce o con la lampada Wood, si può trovare anche delle cose che sono state cancellate, perché ovviamente se sono delle pergamene spesso venivano, come sapete, riutilizzati, quindi levigati, ripuliti, eccetera, lavati, eccetera, e poi ci si scriveva sopra. E a volte si sono scoperte cose interessantissime anche al di sotto dei testi che attualmente poi ci sono pervenuti. Io credo che in questo Gregorio ci aiuti a conoscere delle figure che adesso noi diciamo secondarie, ma in realtà, prima l'ho detto nei confronti di Giovanni Cotta, se non ricordo, ecco, che era il seguito di un capitano Danni, se non ricordo male, ecco, Dalviano è stato uno dei protagonisti delle battaglie a quelle io prima accennavo tra il 1508 e il 1521, quindi ecco, ci sono quelli che noi oggi possiamo chiamare sì scrittori minori, ma in realtà sono minori perché non ci sono giunte le fonti, o se ci sono ancora da editare, da scoprire, editare e pubblicare. Quindi io ti ringrazio anche dal punto di vista scientifico per aver che stai divulgando questo. Ovviamente in un'oretta è sempre difficile snocciolare, no, e divulgare notizie che poi dobbiamo entrare nei particolari, spiegare, anche perché poi dopo i poemi, al di là delle dimensioni, questo poemetto allegorico, ci sarebbero tante altre cose da dire, sulla scrittura ci sarebbero tantissime altre cose. Non sono uno storico, quindi ho riportato le cose nude e crude. Ma infatti, uno storico potrebbe dire perché, in che contesto? No, ma infatti l'ho detto, l'opera, intanto ti ringraziamo per divulgare, poi chi vuole approfondire parte da questo volume, approfondirà dal punto di vista, ognuno di noi poi è specializzato. In Italia, ecco, la ricerca spesso è parcellizzata, no? Chi si occupa di paleografia si occupa di paleografia, chi si occupa di archivistica, di biblioteconomia. Nell'ultimo decennio in realtà le barricate si stanno insomma,
stanno abbassando, ecco, quindi c'è molta più eterogeneità, quindi anche molto più dialogo tra le discipline, come è giusto anche sia, ecco, perché la diplomatica, la paleografia, l'archivistica, la biblioteconomia sono discipline ovviamente diverse, ma ci devono aiutare. Del resto lo stesso Cecil Clough, no? Poi con gli studi ripresi da Comelli, da altri Fulani, eccetera, se non avessero avuto le fonti primarie e quelle poi secondarie e terziarie, non saremmo poi arrivati a oggi a questi studi che negli ultimi 10-20 anni hanno fatto degli sviluppi notevoli. Ecco, io quindi credo che anche grazie a queste nuove pubblicazioni si potrà arrivare ad altre nuove scoperte. In realtà anche di William Shakespeare, scusate se divago un attimo, perché poi siamo in chiusura, anche di William Shakespeare ormai i grandi critici stanno ormai dibattendo chi era e da dove arrivava realmente, no? Ecco perché le fonti, si stanno scoprendo nuove fonti, dalla Sicilia alla Campania, alla Francia, all'Inghilterra stessa, quindi chissà cosa ne scopriremo tra 10 anni, Gregorio. Che dici? Sì, è incredibile quanta roba sia ancora sepolta, disponibile, ma non è che è una X sul terreno dove devi andare a scavare. No, è tutto lì. Però devi andare a spulciare tutto quanto. Bene, ovviamente l'autore, adesso noi vi salutiamo, l'autore è comunque presente per motivi di sicurezza, ringraziamo ovviamente il personale AGE della sicurezza, Alexa Security che ci ha inviato il comune, ovviamente la stessa amministrazione comunale, l'ICS che sta organizzando questa rassegna Vox Populi, percorsi di fede, storia e attualità. Vi ricordo che adesso dopo la pausa ferragostiana noi riprenderemo gli appuntamenti con domenica 29 agosto con una rappresentazione in anteprima nazionale assoluta, no? Di uno spettacolo teatrale a cura dell'associazione teatrale friulana, sì, giusto? Sì, uno dei... Ecco, quindi ci sarà uno spettacolo, l'orario non sarà delle 18:30, ma se non ricordo male alle 21, e il giorno dopo, lunedì 30 agosto, inizieremo invece gli appuntamenti dedicati alla geopolitica. Ecco, avremo un importante incontro di geopolitica e di equilibri di strategie militari dedicate al bacino mediterraneo e soprattutto a quello che interessa a noi sul corridoio adriatico. Avremo un generale di corpo d'armata, generale Vincenzo Santo, l'addetto militare di Skopje, nella Macedonia del Nord, il colonnello Montalto, e ospite d'eccezione, uno dei più grandi scrittori viventi, uno dei padri dell'anticomunismo albanese, della primavera albanese, il dottor Besnik Mustafai, grande diplomatico, ma soprattutto grande scrittore, i cui suoi libri sono tradotti in mezzo mondo, tra cui anche in italiano, e sarà nostro ospite speciale questo lunedì 30 agosto. Quindi, e poi ci saranno anche altre iniziative, sempre con l'International Committee Roma and Juliet in Friuli, con un convegno dedicato alle minoranze perseguitate in giro per il mondo, soprattutto quelle cristiane di cui nessuno parla. Io ringrazio la dottoressa Michela Bonanna, il curatore del volume, dottor Gregorio Grasselli, e tutti quanti voi per averci ascoltato fino adesso. Grazie. Il libro ovviamente lo potete comprare lì e poi l'autore è disponibile qui per autografo e qualche chiacchierata. Grazie.